Poche novità in vista per il trasporto scolastico nel Bassanese. È di oggi infatti la conferma, in arrivo direttamente dalla provincia, che anche per l'anno scolastico 2015-2016 verrà confermata l'impostazione sperimentata nel corso dell'ultima stagione di studi. Abbiamo una struttura a due fasce che riguarda per lo più la FTV, cioè le ferrovie tra vie vicentine, che dipendono dalla provincia di Vicenza, quindi di tutti i tecnici professionali che entrano alle 7:40 e i licei che entrano alle 8:10. Ecco, per quanto riguarda le entrate, e le uscite vanno poi di conseguenza. La doppia corsa, già dallo scorso anno, aveva risolto parzialmente i problemi. Restano infatti ancora criticità nelle tratte in arrivo dalla Val Brenta e dalla zona di Rossano Veneto e Mottinello, e a restare aperte sono anche altre questioni. E l'eventuale aumento degli abbonamenti, perché ovviamente in particolare la provincia di Vicenza negli ultimi anni ha dato una mano con un contributo significativo di 2 milioni di euro, quindi si tratta di capire la provincia di Vicenza in che misura riuscirà ad abbattere ancora una volta, dando questo contributo, il costo dei singoli abbonamenti. E poi il problema del sovraffollamento, per cui è evidente che dobbiamo monitorare e collaborare assieme.